Nel proseguio delle complesse indagini patrimoniali disposte dal questore Raffaele Salerno, personale della Polizia di Stato dell'Ufficio Misure di Prevenzione e Sicurezza della Questura di Cosenza, diretto dal vice questore aggiunto dottoressa Raffaella Pugliese, ha esteso il sequestro dei beni ai sensi della normativa antimafia nei confronti di Leonardo Fora Stefano di Cassano Ionio, già attinto da analogo provvedimento lo scorso 22 aprile. In quell'occasione, lo ricordiamo, erano stati sequestrati i beni per un valore di circa 1 milione di euro. Gli investigatori dell'Ufficio Misure di Prevenzione, dopo laboriosi accertamenti investigativi, nella giornata di ieri hanno sottoposto a sequestro in esecuzione del decreto emanato dal Tribunale Misure di Prevenzione del capoluogo, presieduto dalla dottoressa Marrazzo, un lussuoso centro di estetica e benessere sito in Cassano Ionio, riconducibile a Leonardo Fora Stefano e intestato alla figlia Concettina. Il valore del bene sequestrato è di circa 400.000 euro.